Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV, buon martedì a tutti voi. Come ogni martedì andiamo da Paola Assini ed Emilio Giarboni per parlare di sentimenti e relazioni. In particolare questa settimana Paola ed Emilio, assieme ai loro ospiti, ci svelano quali sono i luoghi topici dove si possono fare degli incontri. Insomma, io lo traduco un po' per tutti. Dov'è che si cucca? Allora, Paola ed Emilio, spiegatecelo. Salve a tutti, ben ritrovati a un'altra puntata di Love. Siamo qua in compagnia, come sempre, del nostro meraviglioso dottore Emilio Giarboni. Buonasera a tutti. Siamo addirittura quasi d'arrivo, Emi. Sono le ultime puntate, mannaggia. Già. Ti mancherò? Sicuramente. Vabbè. Attenzione, perché magari ci incontriamo in quelli che sono i luoghi dell'incontro, che sono esattamente la materia di cui ci occupiamo questo pomeriggio. Insieme ai nostri ospiti li presentiamo. Ciao, io sono Filomena, ho 22 anni e sono di Imola. Benvenuta Filomena. Ciao Paola, io sono Michele, ho 27 anni e abito a Imola anch'io. Ciao Michele. Ciao, sono Alessandra, ho 23 anni e studio a Bologna. Ciao Ale, benvenuta. Ciao, sono Melania, ho 42 anni, sono di Imola. Perfetto, allora, insomma, i luoghi dell'incontro, anche se non si è trovata l'anima gemella, anche se si esce con la speranza di incontrarla e poi si torna a casa o con un calesse, nel senso che magari è anche abordato ma poi 1 su 10 ce la fa, oppure si incontra inaspettatamente qualcuno laddove meno lo si aspetta. Quindi è un topic estremamente, con un gran punto interrogativo dietro, però la verità è universale. Tutte le volte che si esce, inconsciamente, che sia palese o meno, si spera di incontrare qualcuno. Eppure, tu mi hai portato un documento molto interessante, Emilio, che dimostra che a un certo punto, soprattutto in una fase particolare della vita, quindi quando hai avuto il primo lungo fidanzamento, ti sei molto divertito, eccetera, e davvero sei pronto a incontrare qualcuno e magari hai superato i 30, il discorso si complica un pochino. Perché? Perché non sai più dove andare. Perché la discoteca non va bene, quell'altro non va bene e lì ti senti inadeguato, certo non puoi andare a messa a incontrare qualcuno, quindi il discorso è un attimo più complicato. Leggiamo, Emi? Sì. Allora, fobia sociale addirittura si... Quindi diciamo innanzitutto che questo è un estratto da un forum, Esatto. quindi di una domanda di un ragazzo che si rivolge al forum proprio per risolvere questo problema. D'accordo. Allora, lui dice: il mio problema per certi versi è simile a quello di altri della mia età, che si sono lasciati o separati e devono rimettersi in gioco come single. Dove è più facile incontrare donne o uomini per i trentenni e oltre? Non parlatemi di web, chat e siti di incontro. Voglio luoghi reali, occasioni vere. L'altra sera ero in una festa in piazza e vedendo migliaia di giovani ballare alla musica dei DJ ho capito che per me un'epoca si stava chiudendo. Con la discoteca non ho combinato nulla e forse non combinerò mai nulla, anche perché il luogo funziona meglio se si ha un'età compresa fra i 16-18 e i 28, a meno che non ci lavori dentro. Allora ho capito che il problema per quelli della mia età non sono le donne che non si trovano, ma i luoghi e le occasioni che non ci sono. Voi cosa dite? Nel forum ci sono molti separati o divorziati che da non giovanissimi sono riusciti a ritrovare l'anima gemella. E dove sono andati? Cosa e come hanno fatto? Quindi questo è disperato. Nel senso, ha finito anche nella festa in piazza cercando di raggranellare qualcosa in mezzo alla gente. Emilio, che dici tu dal tuo punto di vista di esperto? Ma allora, innanzitutto diciamo che ho estratto questa cosa perché è ricca appunto di spunti rispetto all'argomento. Diciamo che dal mio punto di vista la soluzione, tra virgolette, al problema è quasi l'opposto di quello che dice il nostro amico, ovvero che non esiste il vero luogo di incontro, ma esiste lo stato mentale, social potremmo dire, no? Quindi nel momento in cui uno entra in questo stato mentale ogni luogo è quello giusto. Dalla parte, diciamo, dato che ultimamente abbiamo visto anche la parte diciamo più sul versante clinico, no? Dei risvolti di queste tipologie di situazioni, uno dei disturbi più diffusi legato a questa cosa e anche ad altre tematiche che abbiamo toccato è quello della fobia sociale.
Cioè è quel disturbo pervasivo e intenso che si manifesta proprio nella paura di essere rifiutati dagli altri, quindi provare vergogna, essere giudicati male, e che porta quindi spesso ad evitare qualsiasi situazione, e che ha anche un'ansia anticipatoria, ovvero una persona sta male anche in assenza del luogo, cioè non è nel luogo ma prima sta male, quindi ha un malessere anche quando evita. Quindi un senso di non adeguatezza Esatto. a priori, e quindi a prescindere dal posto. Esatto, quindi proprio sta male, si possono avere attacchi di panico e così via, proprio per la paura di poter essere rifiutati, quindi, ed è un disturbo molto diffuso, tant'è che infatti una compensazione è proprio quella di rivolgersi ai social network, perché c'è quella barriera no, protettiva, Certo. che appunto scherma da questa paura. Che ai noi i social network sono diventati uno dei luoghi più diffusi e più illusori soprattutto di incontro fondamentalmente. Infatti si diceva prima, boh, adesso per carità, abbiamo avuto da poco ospite Massimiliano Ulivieri che ha detto grazie ad internet io sono riuscito in qualche maniera ad aprirmi all'amore e a incontrare poi la mia anima gemella, e sono rarissimi felici casi. Io sono ancora dell'idea che però qualcuno non lo devi incontrare perché esci con l'idea di andare a beccare, allora ti metti il vestito migliore, no. Però sicuramente un incontro deve essere fatto vis-à-vis, poco da fare, o comunque molto presto bisogna incontrarsi, assolutamente. Sentiamo i nostri ospiti. Allora, secondo me non è detto che una persona appunto debba, cioè si conosca la persona giusta in determinati luoghi. Cioè, ci sono i luoghi più gettonati, come ad esempio la discoteca, anche se io mi chiedo personalmente come si possa essere colpiti in discoteca. Alla fine cos'è che ti colpisce di una persona? Di certo non la personalità, perché in discoteca le ragazze comunque vanno tutte tirate, con il vestitino, il tacco 12, quindi un ragazzo è ovvio che viene colpito principalmente da quello. E poi non si riesce comunque a parlare, cioè ci si urla nelle orecchie, come ci si fa a conoscere? Vero. Quindi poi mi è capitato anche molte volte di vedere magari dei ragazzi, poi vabbè in discoteca appunto non ci vado mai perché non mi piace, però ho delle amiche e degli amici che vanno proprio per quel motivo, per conoscere qualcuno, e quelle rare volte in cui sono andata vedevo che comunque c'erano dei ragazzi che, cioè un ragazzo magari ci provava con una mia amica, poi la mia amica gli diceva di no e subito passava un'altra. Ah sì, poi sì, magari riusciva ad intortarsela, appena si separava un attimo da lei o questa andava via, subito ci provava con un'altra. Poi la cosa secondo me muore in discoteca o da qualche altra parte, adesso ma all'interno della serata, dire, esatto. Poi oltre a questo prima hai detto non si può conoscere a messa la persona giusta, invece quando frequentavo tanti anni fa comunque l'ambito della parrocchia, ho visto che tantissime coppie sono nate proprio in quell'ambito, perché, Vabbè, certo, Filomena, sì. perché alla fine l'amore comunque può nascere in ambito lavorativo oppure in ambito della chiesa, comunque in ambito parrocchiale o anche in ambito universitario, vedo tantissime coppie. Nel mio caso ad esempio ho avuto la fortuna comunque di conoscere il mio ragazzo nell'ambito del ballo, perché appunto lui era un insegnante di ballo e quindi io l'ho conosciuto poi ballando insieme e vabbè, poi io mi sono sentita male, gli sono svenuta addosso, però ecco, questa vedi, cosa è servita appunto per conoscerlo meglio. Però molte persone, quando io ho iniziato, sono rimasta molto colpita perché ho visto che il 95% delle persone che iniziano un corso soprattutto di latinoamericano, iniziano per rimorchiare, cioè il restante 5% sono poi le coppie, le mogli che trascinano i propri mariti a ballare, però il 95% sono questi ragazzi soprattutto, poi vabbè signore anche di una certa età, appunto facendo riferimento a quello che dicevi prima. Sono tutte delle tardone, scusate, tardone che vanno vestite peggio di ragazzine, quando vanno tutte da vestitini cortissimi che mi vergognerei anche io a mettere. C'è una roba imbarazzante, perché poi entri tu che sei insomma una ragazza come iniziano a guardare la serie, ma perché non te ne torni a casa? E tu dici, ma perché non te ne vai tu a casa?
casa, nel senso, Io è fortunatamente adesso comunque ho il partner, quindi eccetto il corso, però quando vado a ballare, magari il fine settimana vado a ballare latinoamericano, vado con lui, quindi fortunatamente ballo solo con lui. Però quando andavo da sola, perché ancora non lo conoscevo, e lì ballavo con degli estranei, perché se sei senza partner balli Certo. con degli estranei, e mi sono capitate delle scene, persone che mentre ballavamo mi mettevano la mano anziché sulla schiena un po' più giù, e Cioè, quindi beh, dovevo tirarla figurati, su, certo. altri che mi dicevano un po' delle Ma il porcate ballo è il mentre ballo che ossia ballavamo. il ballo è merengue. In spagnolo. Quindi, per me che non ero interessata a rimorchiare ma a ballare era fastidioso. Assolutamente. Vabbè, però vedo che lo scopo di molte persone di una certa età poi alla fine è quello. Ma che scherzi, tu vedi, anche io ho fatto insomma il mio corso di salsa cubana e effettivamente vedi insomma quando c'è la rueda o quando, insomma, che sei costretto a ballare un po' con tutti, costretto o costretta, o quando c'è il ballo libero, quindi ti devono invitare, tu vedi le ragazze carine con una fila pazzesca di persone e queste sfigate poverine che sono andate lì proprio per rimorchiare sole nella mortificazione della loro solitudine, ed è ancora, io dico, ci vai una, due volte, tre, non ci tornare più, evidentemente neanche quello è un luogo, perché poi bisogna distinguere tra il luogo d'abbordaggio e il luogo per farsi abbordare, perché se tu vai nel topico luogo d'abbordaggio te la devi contendere, insomma, e quindi io, insomma, il discorso è veramente a priori, e poi il discorso della Chiesa. Hai perfettamente ragione, perché una persona che fa parte, per esempio, di un ristretto gruppo di ortodossi della Chiesa, molto, molto normalmente trova qualcuno con cui condividere le proprie idee piuttosto che trovarlo in discoteca. Quindi bisogna sempre farsi un esame di coscienza e capire quali in sono chiesa i l'esame di contesti. coscienza No, io sto un mormone, per dirti, un mormone è una persona appartenente in maniera deontologica all'Opus Dei, piuttosto che quelle, insomma, forti, testimoni di Geova. Cioè, voglio dire, ma ben sia che cerchi qualcuno nel suo gruppo, comunque dove può trovare delle persone che condividono, perché se io dopo 3-4 volte mi dici che sei testimone di Geova, buona grazia che non ti mollo lì con 4 schiaffi. Sì, capisci? anche perché poi loro hanno, da quello che so io, hanno delle regole particolari per cui Esatto. dovrebbero unirsi Quello che io tra loro. intendevo, Filomena, all'inizio è che non ti puoi mettere a flirtare durante la messa, cioè se io vado in chiesa, capisci, ad ascoltare il Vangelo e mi piace quello che è seduto 3 banchine dopo, difficilmente inizio a In sculettare, ginocchio, mentre vado a strisci. prendere l'ostia inizio a sculettare, sai, quindi in quel senso intendevo che ci sono luoghi e luoghi, ecco. Io non ho mai Oggi fatto... sto andando di matto, quindi sedatevi perché è la primavera. Vado con la siringa. Io Paolo non ho mai fatto nessun corso di ballo, ho fatto un corso di kickbox in palestra e anche lì ero tipo l'unico maschio, cioè kickbox, ecco, comunque ecco. è abbastanza faticoso come diciamo sport. E mi è capitato spesso di essere abbordato da ragazze più grandi di me Mamma mia. o alla fine del corso che andavano lì e poi dicevano quanto sono stanca, ma tu sei di Imola, Hai capito? Hai Scusate, capito? poi andavano lì di tutto punto, truccate, tirate. Sì, ma che non c'è cioè non è cosa che più andavano- terribile delle... Però riallacciandomi invece al discorso di Emilio, ti do perfettamente ragione, il fatto che se tu non sei predisposto ad una conoscenza, il luogo è qualcosa che diciamo non serve a favorire un approccio. Io ho una vasta varietà di amici, la più particolare, la più esigente, ad esempio, lei mi chiede spesso dobbiamo andare in qualche posto perché io devo rimorchiare, perché io sono sono single da più di un anno e quindi devo assolutamente trovarmi un partner. E dico guarda, andiamo dove vuoi. Allora, andiamo in discoteca, facciamo la fine in discoteca, lei zitta. Entriamo in discoteca e in discoteca ci sono dei ragazzi che magari la circondano così per chiederle il numero oppure per abbordarla semplicemente e lei sta così ferma. E allora che vuoi? Ma anche se esatto, cioè, non è assolutamente predisposta, cioè, non puoi ovviamente cercare un luogo di incontro preciso se non... Però ci sono, Emilio, un sacco di persone, per esempio, che escono e se la serata insomma ha
prolificato, insomma si è stata abbordata da 2, 3, 4, 5, 15, 20 persone, si sono divertite. Tornano a casa, magari tornano da sole, perché stasera davvero, una gran bella serata. Perché effettivamente l'approccio, l'abordaggio, sarà una questione di autostima, eccetera, molto spesso non è tanto finalizzato all'anima gemella, ma anche a una botta di autostima. Quindi vai a incontrare, vai in quei luoghi dove potenzialmente ti puoi anche passare una serata flirterando. Quindi uno sguardo lì, un balletto là e la serata si passa più piacevolmente. Poi tra un ballo e l'altro magari, oppure tra uno scambio di foto, come è successo poi a Melania, eccetera, o Alessandra ci racconterà le sue. Secondo me non c'è proprio un luogo, esiste un momento in cui necessitiamo di fare amicizia, tra virgolette, e lì più ci si pensa e peggio è, secondo me. Certo, ma infatti io credo che proprio i luoghi dove si sa che qualcuno ci proverà o dove c'è la regola sociale in cui si può provarci, no? C'è anche questo un po' sì, da dire, possano essere utilizzati proprio per andare a rifocillarsi, no? Esatto. Di queste conferme per se stessi, mentre sai che se hai bisogno di questo tipo di cosa, se non è un luogo dove avviene sistematicamente, sarà più difficile. Certo. Poi la speranza comunque, e in più se trovo qualcuno di speciale che mi fa cambiare idea, tanto meglio, no? Certo, Ecco. Emilio, giustamente, perché poi ci si ritrova invece a andare invece al supermercato per comprare il pane e si ritorna col marito, invece capita. E quello che dicevo prima è che gli incontri più inaspettati sono anche quelli più proficui in qualche maniera, perché paradossalmente ti incontri quando non te lo aspetti, quindi sei più naturale, hai quell'imbarazzo che molto spesso colpisce, magari c'è un gioco di sguardi, invece quando ti stai preparando da 7 ore probabilmente ti è passata anche un po' la voglia, o no? Sì. O perlomeno dai di te un'impressione che non corrisponde. Comunque sentiamo Melania che è sposata, quindi probabilmente il suo incontro è stato l'incontro. Sì, è stato decisivo, diciamo. Io ho conosciuto mio marito in fotografia la prima volta e ho visto, mi è stato presentato da amici questa foto di gruppo, mi è piaciuto, ho chiesto informazioni e ho saputo che avevamo delle amicizie in comune, quindi i nostri amici a nostra insaputa hanno organizzato un incontro e eravamo tutte e due inconsapevolmente emozionati. Che carini. Tutte e due lì per quel motivo, inconsapevolmente, diciamo, lui non sapeva che ero lì per quello e viceversa, e abbiamo iniziato a parlare, praticamente non ci siamo accorti di tutto quello che ci stava succedendo intorno per tutta la sera, ed eravamo in un disco pub e la sera è volata parlando, e così è nata la nostra storia, insomma. È iniziato in modo diverso da tutti gli altri Molto incontri diverso. precedenti. Quindi comunque. per te il luogo dell'incontro è stata una fotografia oppure il disco pub che però vi ha permesso una chiacchiera isolata da tutto il bordello che probabilmente c'era intorno? Beh, io vedo, dovendoci ripensare, vedo la fotografia con quel suo bellissimo sorriso e tutti i viaggi che mi sono fatta su quella foto prima di incontrarlo in carne e ossa, insomma. Però ho fortemente desiderato incontrarlo, quindi da lì mi sono adoperata, ecco. Però prima di questo incontro, un luogo di incontri molto forte secondo me era la palestra. La palestra sì. che frequentavo assiduamente e in quella palestra, per creare delle occasioni di scambio al di fuori dei pesi o del fitness, si era iniziato a organizzare delle uscite di gruppo, le uscite della palestra. Okay. E quindi probabilmente perché lo scopo era condiviso, quindi quello di andare oltre quindi si andava con delle persone conosciute in un luogo che potesse concedere anche delle opportunità di dialogo, ecco. E quindi lo consiglierei, insomma. Le uscite della palestra. Dottor Germoni, prenda appunti. Anche Non lo perché conosco. in linea di massima in palestra conosco. non ci si va tanto tirati, quindi si ha l'opportunità di farsi vedere anche come si è. Assolutamente. Come si è anche sotto sforzo, sudati, insomma, un po' anche trasandati, e si conosce anche la persona al di fuori come anche più curata, insomma, si vede già qualcosa, Certo. insomma. Assolutamente.
Quindi ci si incontra in palestra, così ci si condivide un interesse comune, perché una persona che frequenta la palestra comunque sicuramente ha qualcosa da dire a una persona conosciuta lì, però uscendo fuori da quel tipo di ambiente si può anche abbordare qualcun altro in un luogo diverso dalla palestra, oppure parlare di altro che non siano integratori, pesi e asciugamani, quindi può essere una chance in più, assolutamente. Volevo dire una cosa, che al di là del luogo di incontro, al di là della foto, secondo me è stato fondamentale. Se lui non mi avesse risposto alla mia domanda fatidica correttamente, mi sarebbe crollato un mito, comunque, al di là della magia che poi è andata tutto bene. Che cosa? Cosa le hai Perché chiesto? io, per capire un attimino, per non stare a perdere tempo sostanzialmente, facevo una domanda la cui risposta per me era emblematica e chiedevo cosa ti aspetti dalla vita, cosa vorresti dalla vita. E se uno mi diceva io vorrei fare carriera, voglio andare in Thailandia, voglio viaggiare, voglio comprarmi il Ferrari, cioè per me, per quanto potesse essere bello, il discorso era chiuso lì, proprio. E lui mi ha dato una risposta che mi ha colpito e tuttora mi emoziona. E lui mi ha detto voglio essere felice. Bella. E per me quella. E lì è stata la conferma diciamo, dei viaggi che mi ero fatta io prima mentalmente, insomma. Fantastico, infatti te lo sei sposato, Esatto. a giusta guisa, giustamente. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità.